Salvare il mondo partendo dai bambini, insegnando loro ad avere consapevolezza, ad esempio nell'utilizzo dell'acqua, che è un bene prezioso ma non infinito. Alberto Gedda ci porta in una scuola di Torino per ascoltare dei magnifici racconti racchiusi in una goccia d'acqua. Saranno i bambini a salvare il nostro vecchio mondo? La speranza c'è e si fa più concreta se passo dopo passo, goccia dopo goccia, possono diventare protagonisti nel quotidiano imparando le buone pratiche, come, a proposito di goccia a goccia, conoscere l'importanza dell'acqua, che deve essere salvaguardata, utilizzata con intelligenza e messa a disposizione di tutti, imparando nel contempo che purtroppo le cose non stanno così. 100 bambini di 5 scuole elementari di Torino hanno portato in scena lo spettacolo L'acqua è vita, allestito con il Teatro Sociale di Comunità di Torino che collabora con l'università. Il tutto è andato in scena con grande entusiasmo nel Teatro di Parco d'Ora, dove si è concluso il progetto educativo con la partecipazione di tantissimi alunni con i quali ha dialogato il glaciologo Luca Mercalli. Fino a quale città arriverebbe l'acqua se fondesse tutto il Polo Sud? Oman! Abbiamo detto che sale dalla pianura padana. Trieste! Chi è stato che ha detto Piacenza? Nome? Emanuele, questa classe ha dei talenti. Ci sono stati 5 mesi di laboratori in cui 100 bambini hanno lavorato attraverso il gioco, attraverso la narrazione, su alcuni temi che affrontavano l'acqua, in particolare l'importanza del diritto, dell'accesso all'acqua, che per noi è scontato ma in tante parti del mondo purtroppo non lo è, l'importanza di poter bere un'acqua pulita, depurata e non inquinata. Clown e microscopi per un racconto racchiuso in una goccia d'acqua. E stiamo facendo vedere tramite il microscopio dei piccoli organismi che possono semplicemente trovare i ragazzi osservando una goccia d'acqua che può essere semplicemente presa dal sottovaso del terrazzo della mamma o nel sifone della doccia o nella fontana o nello stagno che possono trovare passeggiando nei giardini. Tante iniziative per arrivare a far capire che l'acqua è preziosa. E allora quale deve essere la prima cosa da far capire a un bambino? Che è una risorsa scarsa e che come tale va utilizzata prima di tutto con consapevolezza. Quando uno lo sa ha già risolto metà del problema. E subito dopo capire che oggi abbiamo anche tecnologia e conoscenza per ottimizzare l'uso di quest'acqua. Quindi non è un discorso di privarsi di qualche cosa, è il discorso invece di essere consapevoli di questa ricchezza che non è infinita. Una piccola goccia gentile aveva fatto nascere 4 piccoli fiori. Crescendo i 4 fiori diventarono amici. E così noi vogliamo sperare che se i bambini imparano e si impegnano, il mondo non potrà che essere migliore. E per chiudere una buona notizia che trovate su corrieresociale.it. È nato TG Rom, un giornale online interamente realizzato da ragazzi tra i 13 e i 28 anni di etnia rom, coordinati dai volontari dell'associazione Idea Rom Onlus. Io vi do appuntamento alla prossima settimana e seguiteci su Facebook a tutto il bello che c'è.